Questo viaggio qua è stato programmato da un anno con un mio carissimo amico russo che si chiama Andrei. Partiremo il 24 da Mosca raggiungeremo Petropavlovsk, il capoluogo della Kamchatka, che è una terra bellissima e il binomio è fuoco e ghiaccio, perché ci sono un sacco di vulcani, un sacco di ghiacciai, è una natura imponente e dicono meravigliosa. Quindi vado un po' a curiosare la Kamchatka, poi dalla Kamchatka prenderò un volo per Vladivostok. Vladivostok in russo vuol dire signore dell'Est. Da Vladivostok con un treno per circa 45 ore, perché i treni sono puntualissimi, partono puntuali e arrivano puntuali. Arrivo nell'ultimo paese dove c'è l'ultima stazione in Yakutsia. Lì in Yakutsia troveremo delle temperature molto basse, si parla di meno 50, di meno 55. Prenderemo una macchina, andiamo sul fiume Lena, che è completamente ghiacciato, con uno spessore di circa un metro e mezzo, e faremo una corsa su questo fiume di circa 300 km per avvicinarsi a Yakutsk, che è la capitale della Yakutsia. Una piccola parentesi, la Yakutsia è grande 10 volte l'Italia, con 1 milione di abitanti, di cui 300.000 vivono nella capitale. Perché il fiume Lena? Perché avevo sentito le famose leggende siberiane che a queste latitudini, sulle sponde del fiume Lena, possono viverci pastori e nomadi, avventurieri, disertori. Quindi in queste 5 ore di luce che abbiamo, perché le giornate sono molto corte a gennaio, appena vediamo un fuoco, appena vediamo una stufa accesa, che si vedono i fumi, noi dobbiamo fermarci e andare a cercare questa casa, capanna o piccolo villaggio per fare delle interviste e per capire come possono vivere in quelle condizioni completamente fuori dal mondo, perché non funzionano cellulari, eccetera, eccetera. Nelle mie conferenze che faccio in giro per l'Italia, la domanda che più o meno tutti mi fanno è: perché Siberia? Allora, io ho visitato parecchi paesi, circa 85, e da 10 anni a questa parte mi sono appassionato della Siberia, non solamente per il grande freddo, perché se uno vuole può andare anche a luglio-agosto che trova delle temperature più miti, perché è talmente vasta, talmente grande e talmente leggendaria per certe cose, che ogni viaggio che faccio cerco di dare un taglio e porto a casa un contenuto di spessore, perché non vado in vacanza, vado in viaggio, che la cosa cambia. Poi sono un appassionato di fotografia, mi piace molto scrivere e quindi al mio ritorno cucio tutta quanta l'avventura. Il viaggio lo programmo al 50%, perché il 50% dopo può cambiare quando sei durante il viaggio, quindi mi piace viverlo con un imprevisto per poi raccontarlo. Sì, questo qui è il mio studio dove io ogni tanto mi racchiudo dentro, sono da solo, penso, guardo un po' le fotografie, guardo soprattutto le carte geografiche degli Atlanti e mi studio un itinerario particolare, perché oggi come oggi sono tutti quanti che viaggiano, perché ci sono i voli low cost, c'è la moda, ci sono le agenzie, eccetera, eccetera. Però bisogna fare un viaggio per dare spessore, come dicevo prima. Quindi io posso andare anche alle Maldive, che tutti vanno in vacanza, però se vengo a sapere che alle Maldive, nel villaggio XY, in un posto sperduto, c'è un vecchio sciamano che ancora fa delle cose strane, ecco, questo è uno spunto per andare e per portare a casa un prodotto. Su questa scrivania potete vedere alcune cose che ho portato dai miei viaggi. C'è un'icona russa, c'è un boccale per la birra di Odessa, c'è un telefono russo, una macchina fotografica. Dato che sono appassionato di fotografia, le raccolgo anche soprattutto come ricordo, ma oggi come oggi si usano solamente le digitali, che sono molto comode. Però c'è anche un però: la digitale va benissimo, per l'amor di Dio, perché di sera uno può
riguardarsi tutto, cancellare, modificare, eccetera, eccetera. Però con delle temperature estreme mi è capitato che dopo un clic la macchina si è fermata. Quindi bisogna averne 2 o 3 sempre al caldo e sempre cariche. Però dopo diventa un po' tutto quanto articolato, quindi so che dalle 9:30 di mattina a 9:30, 9 e tre quarti che inizia una bella luce e l'abbiamo fino alle 2:30, dai, circa. Dopo le 2 e tre quarti già incomincia un tramonto che in tic e tac diventa buio. È la stessa cosa in Iacuzia, ecco, sul fiume abbiamo queste 5 ore di luce che dopo ti devi fermare perché non puoi correre sul fiume ghiacciato col ghiaccio che magari rischi di non vedere uno spuntone di ghiaccio che ti apre la macchina e quindi devi fare molta attenzione, quindi si parla di 40-50 km al giorno, appunto che ti devi fermare a fare le foto, che magari trovi lì magari un pescatore e dici ma che cosa fai qua? Perché una volta mi è capitato per andare a Magadan, a un certo punto ho visto, io penso che era un cacciatore, completamente vestito in bianco, scarpe, pantaloni, giubbotto, cappello, tutto bianco, vedevi solamente i pomelli rossi del viso. Mi sono fermato con la macchina, sparito. Tipo, ho detto dove è andato? Non c'era niente vicino, non c'erano villaggi, non c'era un fiume, non c'era una capanna, non aveva la macchina, non aveva una bici, non aveva una moto. Lui l'abbiamo chiamato anche in russo per fargli capire che siamo amici, che magari potevamo dargli anche un passaggio in macchina, magari per 30 km. Praticamente è sparito in mezzo alla taiga, non siamo riusciti a trovarlo. Probabilmente ha preso paura, magari pensava che noi fossimo poliziotti che gli davamo una multa perché andava a caccia di volpi, ecco. Ma proprio una cosa, sono quelle stranezze siberiane che capitano. La Renault 4 è stata una macchina stupenda per me perché ho fatto circa 600.000 km e non è mai successo niente, a parte la foratura, il tagliando, il manicotto, queste cose qua. Però il motore è sempre rimasto tale e quale. Probabilmente le macchine una volta le facevano molto meglio di adesso. Con una Renault 4 ho anche attraversato il Sahara per arrivare in Costa d'Avorio, quindi con una macchinetta 850 di cilindrata con delle piccole modifiche ho fatto veramente grandi cose. Poi c'è la Kangoo Renault, che la Renault Italia me le ha date per fare un viaggio dal Friuli a Vladivostok in invernale. Mi hanno preparato le macchine, c'era anche il Webastock all'interno, che è un piccolo termosifone che scalda il motore la mattina, se no con temperature estreme la macchina partirebbe in primavera. E poi c'è la UAZ che è un mito russo, questa qua è la 469, che è la mia compagna di viaggi sempre in Russia, è meccanica, non è molto comoda, anzi diciamo è scomoda, però non si ferma mai, cioè è proprio fatta per la Siberia. L'importante è che è tutto quanto meccanico e non c'è niente diciamo di tecnologico, perché andando con una macchina tecnologica con tutte quante le spie che ci sono, i sensori eccetera eccetera, sempre con le temperature estreme ci potrebbero essere dei grossissimi problemi. Invece queste macchine qui spartane funzionano sempre e poi è tutto ferro. Invece le macchine fuoristrada di oggi anche vedo che hanno dei paraurti di plastica dura, per l'amor di Dio, tutto quanto, ma non si può fare un off-road duro per 2, 3, 4, 5 mila chilometri con delle plastiche che a quelle temperature lì si romperebbero, perché anche le gomme siberiane c'è una miscela giapponese-russa, perché altrimenti si potrebbero screpolare e tutti i vetri sono doppi, perché con un vetro normale a meno 50 si potrebbe cristallizzare tutto e si rompe, e quindi rompendosi un vetro sarebbe veramente un grossissimo problema. Però sono solamente ricordi che adesso ho sul tavolo, perché guardando una macchina mi ritornano indietro certe scene, certe storie, quindi è un mio momento, ecco, solamente un mio momento.